Numerose e tante continuano a essere le segnalazioni dei cittadini che arrivano alla nostra redazione circa la perdita di acqua quando viene avviata la sua erogazione. Il video di oggi riguarda una commerciante di via Callicratide che fa una denuncia precisa come da 2 mesi in atto una perdita di acqua che le provoca gravi disagi e danni notevoli. La signora denuncia nel video che vedete la totale assenza di interventi da parte delle autorità preposte. La stessa gestisce un bar, ogni giorno deve subire l'allagamento e stare in mezzo all'acqua. La signora che ha segnalato che la perdita di acqua è causa anche di possibili rischi. Una persona stava anche scivolando all'ingresso dell'esercizio pubblico in quanto l'acqua l'ha fatto perdere l'equilibrio. Facciamo la segnalazione a chi di competenza e come l'ho già fatto la titolare del bar e alle varie autorità che hanno anche fatto dei sopralluoghi verificando la perdita di acqua, ma oggi nulla si è mosso. Non è la prima volta che la nostra redazione fa denunce del genere, spesso il problema non viene mai risolto. Il nostro auspicio è che la neonata società laica possa anche istituire un numero verde per le segnalazioni gravi e intervenire immediatamente. Io sono commerciante del bar e tutti i giorni devo subire questo. Una signora per entrare nel bar mi stava cadendo. Io non so più a che mi devo rivolgere. Questo è il mio bar. Ho chiamato vigili, carabinieri, polizia, comune. Siamo mano a nessuno. Sono venuti, hanno fatto sopralluogo, ma nessuno ha risposto. Tutti i giorni la stessa storia. Speriamo che qualcuno intervenga perché siamo stanchi.